C'è il tipo chic, c'è il tipo shock, c'è il tipo shake, ma guarda quanti ce ne sono, tipi da spiaggia. C'è il tipo stanco, che arriva bianco, e dopo un poco, è rosso fuoco, che tipi da spiaggia. Che caldo. Porca miseria. Ma scostumato, che stai a guardare? E cosa vuoi che guardi? Le gambe, no? Lo sai che le gambe non si guardano. Ma si vedono. E poi che effetto vuoi che mi facciano le gambe su un manifesto? Fossero queste, magari. Sporcaccione! Ah, quante arie. Io le gambe le guardo con l'occhio dell'uomo di teatro. Uomo di teatro. Chi è uomo di teatro? Chiusura estiva. Mi scusi. Ma che mi scusi? Mi scusi. Andiamo. Mi scusi, signor Ricco, non mi ha fatto apposta. Proprio lei che mi piace così tanto come artista quando lavora sul palcoscenico. Io l'ammiro, sa? Sa che quando io sono lì con la pila che accompagno la gente, io rimango lì incantato a guardarla. Sì, fa subito, ma adesso ho altre cose da pensare. No, perché lei è bravo, Va capisce? bene, È veramente bravo, bravo. sì. Non è mica bello, no, non è molto bello, questo bisogna dirlo, però è bravo. E poi è simpatico alle donne. Sì. E allora quando uno piace alle donne è fatta, Se lo lasci dire da me. Ti ricordi che in teatro i migliori critici sono le maschere e quelli che vendono i gelati. Bravo lei, perché... Scusi, E anche lei, sa? Lei ancora non si è fatto le ossa, ma vedrà che fra poco... Perché lei ha una bella voce. Bravo, bravo. Quanto ci hanno dato di liquidazione? 3.000 lire a testa, è una miseria, ma che cosa volete che ci faccia? Se la è la vita. Ci famo la birra con lo so. Fino a ottobre, quando si rifà la E chi ci compagnia. arriva fino a ottobre? Guadagnavo di più quando stavo a meso servizio. Lo dico io. Scusi, signor Nica, a ottobre si ricorderà di me? Non penserà mica che io vado avanti a spennellare tutta la vita a fare la maschera. Io ho altre aspirazioni. Sai, io voglio fare l'artista come lei. Io sento qua dentro, capisce? Quando sono lì, poi io sono bravo, lei lo sa, vero? Ha visto quando faccio le imitazioni? Posso far carriera, no? Sì, come no? Adesso io dovrei andare qualche giorno a Comacchio a trovare la mia baglia. Però posso farne a meno. Di cosa? Della baglia. Ma cosa me ne importa della baglia? Andiamo, o altre cose per la testa. Andiamo a mangiare. Bravo. Andiamo in un locale Ma elegante. che locale elegante? Andiamo da Amerigo, abbiamo il conto aperto, apertissimo. Così aperto che non riuscirete mai a chiuderlo. 3.000 lire. 3.000 lire. 3.000 lire perché vi fate sfruttare da quel negriero del direttore. Fossi io. 50.000 lire o non lavoro. È prima dello spettacolo. No, non te le do. E io non lavoro. Pasubio. Le giuro gente in platea. Ma cosa me ne importa? 50.000 lire. Pasubio. Non lavoro. 50.000 lire. Pasubio! Oh, scusi, signor direttore. Che cosa stavi brontolando? No, stavo dicendo che quelli per 3.000 lire sono pagati fin troppo. Cosa vuole che valgano artisti come quelli lì? Li mandi via se non vogliono lavorare per 3.000 lire. Forse hai ragione. Tu lo sai che cosa costa avere un locale oggi? Le spese giornaliere, l'IGE, le tasse. A proposito, le tasse prima di mezzogiorno bisogna pagare. Se no siamo morosi. Allora ci sposiamo. Che? Se siamo morosi. Ma dai, cammina, ti do i soldi Buona, in modo che dopo le ferie mi porterai la ricevuta, eh? Va Vieni bene. con me. Salve. Ah, buoni questi. Ma che fa? Ma che fa? La tovaglia è pulita. Pesce d'aprile. Ma che aprile? Siamo in agosto. No, è da aprile che questo pesce ce l'ha in cucina. Poche storie, eh? Chi non paga non ha diritto di lamentarsi. No, per 200 o 300 pasti che ti dobbiamo. Un momento, sono 315. Che pignolo, ma ti pagheremo. Sarà.
Non gli credi? No, io ho fiducia. Spero che un giorno o l'altro mi venga un colpo di fortuna. Io le idee ce l'ho, e lei è la che mi frega. Lascio ora doppia, per esempio. Mi ero preparato su tutte le materie. Studia, tac, finisce lascia ora doppia. Ma ti rimane la cultura. Merluzzo, pesce frequente nell'Atlantico settentrionale, dorso verdastro, ventre giallognolo, dal cui fegato si estrae un olio disgustoso come questo. No, non intendevo a te il colpo di fortuna, a lui come cantante. Ma io non so cantare, io canto male. Appunto, oggi peggio si canta e più si fa strada. Vedi se c'è qualcos'altro da mangiare. Ancora. Barbara Patton vuole risposarsi. Ci sono 2 pomodori. E va bene, non vi arrabbiate, niente pomodori. La Barbara Patton è a Taormina. E a noi che ce ne importa? Ma ecco la grande idea, l'idea che ci mancava. Sentite qua, la giovane ereditiera Barbara Patton, la stramiliardaria, la regina dei cosmetici, la proprietaria della più grossa catena degli istituti di bellezza d'Europa. Ha deciso di mettere su una compagnia di riviste. Ma no, ha deciso di risposarsi. E con chi? Con un italiano. E beh? Ma non avete capito? Questa è l'idea. Dobbiamo sposare la Patton. Come dobbiamo? Chi? Uno di noi, uno qualunque. Già, uno di noi, ti sembra una cosa facile. Facilissimo. Noi 3 rappresentiamo tutti i tipi. Io sono alto, distinto, tu sei bello, romantico, lui basso e brutto. Sì, lo so, ma quella vive nei grandi alberghi e si mette con 2 poveracci come voi. E che ci vuole oggi a sembrare ricchi? Per gli abiti prendiamo i costumi della compagnia. Le belle maniere, quelle ve le insegno io. Basta saper fingere fino al giorno del matrimonio. Ma poi quella a un certo punto se ne accorge. E qui l'ho trovata. Barbara scopre il trucco e divorzia. E sentite qua. La Patton, sebbene giovanissima, ha già divorziato per ben 3 volte. Essa conta di battere il record della madre, che a 42 anni aveva già divorziato 8 volte. Sì, ma a noi, scusa. Agli ex mariti, la giovane miliardaria, oltre agli alimenti, ha sempre regalato come liquidazione un aereo, uno yacht, una villa. Una villa a noi 3 farebbe comodo, no? Altro che. Però certo che deve essere racchiaforte, eh. Senti chi parla. E i soldi? Che soldi? I soldi per andare a Taormina, l'albergo, le spese. Vai via, brutta strega! Mamma mia che botta! Ai! Oh! Ai! Ma che fa? Oddio, 1,38! Cioè no, una 44. Lei ci ha investito, pazzo del volante, l'ho visto, superavi 50. Ma come faccio a superare i 50 con la bicicletta? Lei sì piuttosto con la macchina americana. Guarda lì. Però mica male, eh? Forse un po' scuretta. Scusi, di dov'è lei, eh? Polinesiana. Polesine? Ah, non sapevo che nel Polesine fossero così nere. Non Polesine, Polinesia. Beh, io ho da fare, ho da lavorare. E io non ho mica la macchina americana. Io lavoro come un negro, cara. Scusi, sapete cosa c'è qui dentro? 1 milione, capito? 1 milione. Come si permette offrire del denaro a me? Ma che fa? Ma è matta? Ma fermi lì, fermi. Giù le mani, lì, per favore. Permesso, lasciate passare. Quelli lì, sono i biglietti del 10.000. Toglieteli, devo pagare le tasse con questi soldi. Grazie, signor. Grazie, sì. Sì. Ecco lì, ancora. Dio, speriamo di non averli persi. Ci sono tutti. Ecco, grazie. Scusi, fermo. Conciliamo? Conciliamo? Ma che scusi. fa? Conciliamo. Cosa vuole litigare con queste straniere qua? Poi io non c'ho manco una lira. Ah, non c'è una lira, con tutti questi soldi che butta all'aria, ma si vergogni. Magari fossero miei. Questi sono soldi per pagare le tasse. Sono del mio direttore. Nome e cognome? Giovanni Buzzanca. Giovanni Buzzanca. Papà? E cosa vuole che sappia io il nome del papà del mio direttore? Ma no, il nome suo, che c'entra? Ah, Pasubio Giovinezza. Ma che razza di nome? Pasubio. Sì, è una lunga storia. Mio papà ha combattuto sul Pasubio, era con Cadorna, sa, nell'altra guerra. 2000 lire. 2000 lire. Ma scusi, la multa non è 500? Sì, ma sono 4 contravvenzioni. 4? Si capisce. Eccesso di velocità. Ma con la bicicletta, eccesso di velocità. Non hai il campanello. Il campanello me l'avranno fregato. Manca il fanalino. Vabbè, ma sono andato a finire contro una E macchina. i fluorescenti ai pedali, va bene? Fluorescente, dico, di giorno. 2000 lire. Va bene, allora facciamo 2500. Perché? Perché ho un cigolio qui alla catena. Rumori molesti. Uè, c'è poco da ridere, eh? 6, 9, 20.000 per i pasti, piccole spese 4.000, spese voluttuarie. $645.000 lire, 6.000 le abbiamo. La piccola differenza la tira fuori il nostro capitalista, Merigo.
Ragazzi, io ho 500 lire sole. Ma cosa fa? Perché la bicicletta non la lascia fuori? Sì, bravo, così dopo me la fregano. Scusi, signor Valmora, lei permette che mi sieda qui vicino a lei? Tanto ormai tra colleghi. Devo fare un controllo perché ho paura che... Sarebbe stato il più bel colpo della nostra vita. 2, 3, 4, 5... È il più bel colpo della nostra vita. 7, 8, 9, 1, 2, 4. 60.000 lire. Mi mancano 60.000 lire, capito? Di chi sono questi soldi? Del direttore del teatro. Io dovevo andare a pagare le tasse, poi non ho neanche fatto tempo perché sono andato a sbattere con la bicicletta contro un'automobile, capito? È venuta fuori una maledetta negra, mi ha buttato per aria i soldi e così mi hanno rubato 60.000 lire. Sono rovinato, 60.000 lire. Ti possiamo aiutare noi. Davvero? Ah, lei, signor Valmora, lo so. Lei non è soltanto bravo, lei è anche generoso, lo so. No, ma poi io le restituisco, eh. Quando entro nella compagnia con voi, me li trattenete sulla paga. È proprio il tipo che ci mancava. Io fine e distinto, tu romantico, lui brutto e lui bello. Beh, bello. Bello. Mascella volitiva, occhio brillante. Sì, poi anche le spalle larghe e la vita stretta. E poi voi lo sapete, io posso fare qualsiasi cosa. Faccio le imitazioni, posso fare le trasformazioni. E poi ho imparato tutto quando vedo voi lassù così bravi. Ma lo sa che quando io sono lì, con la mia pila che vi guardo, rimango così incantato. Guarda, anche lei è così bravo, eh? Sì, ci può proprio servire. Allora non vado più dalla Baglia a Comacchio, rimango con voi. No, vieni con noi al mare. Ah, ho capito, una tournée estiva. Beh, all'incirca si tratta di un grosso affare che ti sì. renderà molto più delle tue 60.000 lire. Un momento, allora voi non mi prestate le 60.000 lire? No, tu finanzi la nostra impresa. Finanzi. Tra una settimana, quando ritorniamo, dividiamo gli utili. No, non ho mica capito bene. Cosa dovrei fare io? Prima di tutto, darci il milione, signor Bonaventura. No, giù le mani, signor Barbariccia. Questi soldi non si toccano. Andiamo piano. E mettiamoci d'accordo che se anche io mi convinco e lo vedo bene a fare, rimane inteso che l'amministrazione di questi soldi, che non sono miei, è mia. Magnifico. Architettonico. Non ha prezzo. Sì, guaio è che il prezzo l'avrà. Ah, regola lo chauffeur. Vedi che forse Regola lo ma io chauffeur. Pagare? vedi che metto come se fossi a casa Quant'è? mia. 800. 800? Ma facciamo 700, sconto per Prezzo comitive. fisso. Ma una comitiva. 800. Dai, facciamo 750. Dai, 750. Dai 1000 lire allo chauffeur con nonchalance. No, che nonchalance? Guarda, io come attore ti ammiro, ma come amministratore mica tanto. I soldi li ho io e regolo come voglio io. Oh, ecco, 500. Ecco fatto. Ma se sono 700. Appunto. E il resto? Nonchalance. Le nostre valigie. Ma cosa fanno quelli là? Sono i porteur. Ma che porteur? Chissà che mancia vogliono. I porteur li facciamo noi. Benvenuti, signori. Salve a lei, il concierge. Scusi una domanda confidenziale. La signora Patton abita in quest'albergo, vero? Sì, quarto piano. Ecco, allora ci dà una bella stanza al quarto piano con 4 letti. Ma 4 letti? Oppure 2 matrimoniali. Il mio amico quando dice 4 letti vuole scherzare. Beh, non vorrei mica che dormiamo tutti e 4 in un letto solo, eh. Ma no, prendiamo un appartamento al quarto piano, grazie. Bene, i documenti, prego. Ecco a lei. Signor Giorgio Binotti. Dei Binotti di Parma, proprietario terriero. Amerigo Pisani. Dei Pisani di Pisa. Pesci in scatola. Nick Balmora, manager.
Dove ho lasciato questo documento? Porca miseria, quando cerchi una... scusi, le spiace tenere questo vestito? Devo cercare una cosa che non trovo, scusi, eh. Pure l'ho messo qui. Ecco, tenga anche questa. Ah, eccolo qui. Mi sembrava di averlo lasciato in qualche posto. Pasubio! Vengo. Avevo dimenticato il documento nel baule dei costumi. Da bagno. Pasubio Giovinezza. Lo so, lei ride perché il mio nome è un po' strano. Giovinezza è il cognome, Pasubio è il nome. Mio papà mi ha chiamato Pasubio perché ha combattuto nel 14 sul Piave con Cadorna. Poi allora, quando sono nato io, mi ha messo nome Pasubio. Grande industriale ceramiche pregiate. Sì. Ma qui c'è scritto dipendente. Appunto, dipendente sull'Adda, il mio paese di nascita, dove, come dicevo, ho la fabbrica di ceramiche. Beh, allora queste camere, prego. Ragazzo, accompagna il signore. Ben gentile. Aspettatemi, ragazzi, prendo la valigia. Scusi tanto. Lei porta molto spesso abiti femminili? Ah, non vedo l'ora. Appena mi capita l'occasione. Din, 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 din. No, grazie, non compro orologi a pendolo, quello a polso. No, io stavo studiando, lei. Permette? Dottor Ionesco di Bucuresti, psicanalista. Piacere. Lei casa clinica molto interessante. Lei molto malato. No, io sto benissimo. Dicano a tutti così. Quelli così. Sì, prego. E 4. Questo è il soggiorno e quelle sono le camere da letto dei signori. Molto bene. E noi dove dormiamo? Ah, lì naturalmente. Ma si è detto che le stanze sono occupate dai signori. E i signori siamo noi. Sì, coi soldi che ho cacciato io. Pardon? 1000 lire al garçon. Grazie. Scusi, avremmo bisogno di una piccola informazione. La signora Patton alloggia su questo piano, vero? Sì, appartamento 404. No, un momento, appartamento 404. Com'è questa signora Patton? Alta, bionda, bruna, magra, vacchia? Com'è? Alta, magra? Altre 1000 lire al garçon. Alta? È una signora un po' stravagante. Viaggia sempre con uno psicanalista personale, il dottor Ionescu, e con il suo consigliere spirituale, il pastore Isaia O'Connor. Visto come ha parlato per 1000 lire questa volta. Ma lei la conosce personalmente? Certo, e siamo sempre insieme. Ah! Quando prende l'ascensore. Interessante. Potrebbe presentarcela? No, non posso. Va via, va via, va via. Ma un lift non può presentare i signori alla signora. Se i signori la vogliono conoscere, lo devono fare personalmente. Che meraviglia, ragazzi! C'è la vasca da bagno, la doccia calda e fredda. E il telefono. Visto che non ci presenta nessuno, ci dobbiamo presentare da soli. Hello? Camera 404, prego. Dobbiamo stringere i tempi. Pronto? Allo? Appartamento 404? Senta, è mezz'ora che ho telefonato per ordinare 2 cognac. Me li portate sì o no? Ma che servizio è questo? Levagli il gilet. Ordina 2 cognac. Sì, 2 cognac. Chissà cosa costano 2 cognac. Fate presto voi a parlare, poi dopo chi paga sono sempre io. Pronto? Ma ragazzi, ma che siete impazziti? Pronto, per favore, ci porta 2 cognacchini, ma piccolini, eh? Tu farai il cameriere. Io cameriere? No, cameriere no, qui siamo al mare, qui c'è il sole. Io mi voglio riposare, ho servito tutta la vita. Appunto, lui sa cosa deve fare un perfetto cameriere, ascoltare, osservare e tutto riferire. Ma è una cosa inaudita. È una cosa che non si è mai verificata con nessuna banca. Lei è stupido come un fiore di zucca. Mi faccia parlare per cortesia col direttore dell'ufficio cambio valuta. Aspetti un momento, lei, cameriere. Sì? È lei? Ah, no. Questa non è una giustificazione. Sì, le conosco bene le leggi dell'importazione e valuta, ma si metta nei miei panni. Che ce ne facciamo di 6 milioni al giorno? Non ci bastano nemmeno per le piccole spese, eh? Va bene. Però avevo tutte le ragioni per potermi arrabbiare. Allora posso stare tranquilla? Ci pensa lei, direttore, sì? Mi raccomando. Grazie, molto gentile, grazie. Arrivederci. Sei nuovo tu? Sì, io sono nuovo, sono il nuovo cameriere del piano. Ah, mica male.
Sei piccolo, grassottello, brutto. Mettiti un po' di profilo. Sei ancora più brutto. Brutto ma simpatico. Come ti chiami? Fred? No, io mi chiamo Merigo. Merigo. Sei pudico come una mammola e piccolo come una margheritina. Ma cosa dice, signora Patton? Ma io non sono la signora Patton, sono la sua segretaria, la signorina Silvia Barenson. Piccoletto, andiamo. Oh, che bei girasoli. Cara banda pronto tu? Quindi come si manda che ti bara pizza? Rifletta, signora. La proposta del mio padrone, il principe Joachim, è estremamente importante. Oh, certo, il Medio Oriente è interessante, le corti sfarzose, il deserto, i pozzi di petrolio. Ma c'è una difficoltà. Credo che sarebbe molto imbarazzante per me dividere il letto del vostro signore con le altre 18 mogli. Ora bagani fini. Il mio signore dice che il suo letto è molto grande. D'altra parte non è un tipo che si formalizza e lei da parte sua ha già diviso il suo letto con ben 3 mariti. Oh, già, ma uno alla volta? Carabunne che fa? Divina Barbara, basta un suo sì e lei diverrà la perla più luminosa dell'harem del principe Joachim. Non si pentirà d'averlo sposato. Ma lei va troppo in fretta, non mi lascia neanche il tempo di pensare, di decidere. Cara, funi. Ini perché che dammi spunto ci fa pure peccana. Mio signore brucia di impazienza, la vuole tutta per sé, Barbara, e saprà ricompensarla. Che cosa intende per ricompensare? Lo coprirà d'oro, di ricchezze. Guardi questo diamante, vale 30 milioni. Tenga, è suo. Ma come si permette offrire denaro a me? Non lo sa che io sono stramiliardaria e il denaro mi fa nausea? Andatevene, fuori di qua! Uno ci vado che ti primi che Voi uomini ricchi siete tutti uguali! Via! Fuori! Loro credono di conquistare una donna con le ricchezze. Che sciocchi. Ma ora basta. Certo, cara. Adesso voglio un marito sfortunato. Giusto, cara. Povero. Sicuro. Poverissimo. Certo, cara. Anzi, un accattone. Hai ragione, cara. Bravo, piccolo. Tu sei forte come un fiore di quercia. Ma come si è arrabbiata? Ha rotto anche un bocchino. Quando Barbara spezza un bocchino è un brutto segno. Vuol dire che ha cambiato definitivamente idea. Ma dove vai, piccolino, così in fretta? Vado a riferire, a comunicare. A chi? Ai altri 3 clienti. Ma tornerai. Ma certo, per la signora Patton sono sempre a disposizione. Quanto sei caro, Fred? Mi chiamo Merigo. Allora diremo al maître di mandarci sempre Merigo. No, al metro no, no, quello mi odia. Mi chiami al mio numero personale, 421. Come vuoi, orchideo selvaggio. Ti chiamerò al 421. Va, piccolino. Amore, che non sei... Accidenti, ma quella vuole un poveraccio. Beh, manager, industriale, terriero. La Patton ha dichiarato proprio ora che sposerà un poveraccio, un accattone. Porca miseria, siamo rovinati. E adesso come la mettiamo? statemi a sentire, avrei un'idea. No, guardi, idee tu per favore non ne devi avere più. Quindi idea me la faccio venire io. Sto su tutta la notte, ma mi deve venire un'idea. Ma una di quelle idee che non costano neanche una lira, sai. Proprio un'idea. Ječni praja, ječni praja. Queste canzoni allegre di mia terra, canzoni gaia, canzoni di sposalizio. Molto divertente. Chissà come sarà la marcia funebre. Molto commovente, mio piccolo fiore della puzza. Allora, mia piccola Barbara, la crisi è passata? Senti l'effetto di mia terapia musicale? Psicosi ossessiva curata con musica, metodo Ionescu, famoso in tutta Europa centrale. Cara Ionescu, tu puoi suonare fino a domani mattina, ma io non cambierò idea. Voglio sposarmi.
Le tue solite stravaganze. Almeno i fiori hanno il pudore di accoppiarsi una volta all'anno. Ma queste volte faccio sul serio. Ho deciso perfino di dedicarmi completamente al mio futuro marito. Tu sei l'amministratrice unica della catena dei cosmetici Patto. E allora non voglio più occuparmi di affari. Ma è una pazzia. Pazzia? Posso curare io con terapia di pendolino, metodo Ionescu. Cosa vedi attraverso questo pendolino? Che si è fatto molto tardi. Andiamo, Pastore. Sapete, questo qui è proprio l'ambiente che fa per me. Guarda che passeggio. Andiamo anche noi, eh? Andiamo. Ma è solo musica. Canto io. Tipi 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 da spiaggia. Tipi 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 da spiaggia. C'è un bell'imbusto di super gusto con calzorace oh quanto piace che tipi 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 da spiaggia che tipi 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 da spiaggia che tipi 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 da spiaggia c'è lo sportivo tonto e giulivo che fa lo yoga sul bagnasciuga che tipi 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 da spiaggia c'è il tipo chic c'è il tipo shock c'è il tipo shake ma guarda quanti ce ne sono tipi 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 da spiaggia c'è il tipo stanco che arriva bianco e dopo un poco è rosso fuoco che tipi 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 da spiaggia c'è il tipo snob c'è il tipo sub c'è il tipo bob ma guarda quanti ce ne sono tipi 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 da spiaggia c'è il tipo freak c'è il tipo croc c'è il tipo crack c'è il tipo crack tipi 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 da spiaggia Bravi, ci divertiamo, facciamo i menestrelli, balliamo il boogie boogie. E beh, che dovremmo fare? Ma come, coi soldi miei credete di fare la villeggiatura voi? Ma la missione è fallita. Barbara dice che vuole un poveraccio. Appunto per questo, ho avuto una pensata, ragazzi, nulla è perduto, andiamo. Ciao. Su, muovetevi. Quante volte ve lo devo dire? Le donne voi non le dovete guardare in faccia, va bene? Per voi le donne non esistono, chiaro? Torniamo nel nostro albergo. Il nuovo cliente dell'albergo mi interessa molto. Io credo di aver localizzato il suo complesso odio e inibizione verso il sesso femminile. E Mosè disse, ti cadrà la lingua per aver dato giudizi avventati. Si vede proprio che sei un pastore protestante. Perché cito la Bibbia? Perché protesti sempre. Andiamo. Le informazioni erano esatte, eccola che arriva. Buoni grissini italiani. Pastore, sai che disse Freud? Freud disse che avidità di cibo è un sintomo premonitore di schizofrenia. Ma Esaù disse, se sei nel giusto, prendi ciò che vuoi. Ma che cos'hai da ridere? Perché pensa ai tuoi discorsi di questa mattina. Il povero, l'accattone. Ah, beh, non ho mica cambiato idea. E allora credo che tu abbia poche probabilità di sposarti. E perché? Perché? Perché in un ambiente così di lusso è molto difficile trovare il tuo povero. Ah, sì? Guarda. Ehi, che cosa fa? Vada via di qui. Ma io voglio mangiare. Via di qui o la caccio. Ma io ho fame, Ehi, devo tu. mangiare. Vada via. Datemi un trozo di pane. Esca subito. È una vergogna. Ha ragione, signore, è una vergogna. Ma adesso lo caccio via. No, dicevo che è una vergogna che un pover'uomo affamato, con le costole di fuori, l'occhio vitreo, la tisi che lo divora, venga cacciato via, trattato così come un cane. Ha ragione, pover'uomo. Venga, buon uomo, venga.
Vieni, vieni, buon uomo, vieni, caro buon uomo. Povero uomo, poverino, è affamato. Un momento. Vieni qui al mio tavolo. Ma sei impazzita? Zitta tu. Oh, grazie, signora Patton, sapevo che lei ha buon cuore. Siediti, disgraziato. Grazie alla signora, eh? Grazie, signora, la provvidenza ve ne renderà merito. Grazie, Benedetta, poveretta, Benedetta. Bello, bello. Guardi la fronte bassa, l'occhio spento. Sì, sì. Vuoi mangiare qualche cosa? Magari, Benedetta. Quanto tempo è che non mangi, poverino? 3 mesi. 3 mesi. Pronto? Pronto, signorina? Per cortesia, mi dia le sedi dell'Istituto di Bellezza Patton di Londra, Berlino, Parigi. Sì, me le faccio urgentissime. Sì, aspetta il microfono, grazie. Pronto Berlino, pronto Berlino, pronto? Pronto Berlino, pronto Berlino. Hallo, bitte? Ja? Patton Berlino. Pronto Parigi? Pronto? Parigi pronto? Allo? Oui, Patton Paris. Pronto? Pronto? Londra? Pronto? Londra? Hello? Yes, here's Patton London. Pronto? 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 Ragazze, sono Silvia. Vi devo dare una notizia. Barbara vuole sposarsi. Come bene? Ha deciso che dopo il matrimonio abbandonerà ogni sua attività commerciale. Il nostro posto è in pericolo. Ricordate la ditta dei profumi Yasmin? Cambiato proprietario, cambiato personale. Dunque, bisogna evitare ad ogni costo questo matrimonio. Partite immediatamente con qualsiasi mezzo, entro domani. Vi voglio tutte a Taormina. Della frutta? Sto già mangiando. Non avevo mai mangiato così tanto in vita mia. Ecco, signore. Grazie. Pollo? Allora ricominciamo tutto da capo. No, il pollo no. No, prendilo, ti può servire più tardi il pollo. Anzi, ho qui il il pollo giornale. può servire più Lo tardi. incarti, Lo incarto? Fermo, il giornale! Sì, non è molto igienico, ma lui è un poveraccio. Sally Rollenstein sposa un corridore motociclista. Ah sì, vabbè. Sa che vuol dire questo? Che fila, Oh no, lei non conosce Sally. Se quella si sposa lo fa per fare dispetto a me. Ma io la batterò. E sa chi mi sposerò? Ah, lui, naturalmente, Anche lui. no? Che cosa va più veloce di una motocicletta? Un'automobile. Ecco, bravo, sposerò un corridore automobilista. Ma allora, loro due. Noi due. Ma chi sei tu? Come ti permetti di stare seduto qui al mio tavolo? Portatelo via! Ma perché via, portate basta! via? Ma prima mostrate bene. Cameriere, portate via quest'uomo! Non voglio vederlo! Giù le Portatelo via! mani, cosa fate? Giù. Tenga, buon uomo. Grazie, Benedetta, grazie, Benedetta. Signore, io Tu non ne hai bisogno. non ne ho bisogno. E tu non ti puoi muovere. Invece lui sì. Lui cammina, gira, spende. Si muove. Grazie. Io mi muovo. Si muove. Anch'io mi muovo. Ora te lo faccio vedere. Un momento. 10.000 lire. Beh, cos'è tutta quella roba che costa cara? Mi sono attrezzato per soddisfare ogni desiderio della signora Patton. Sì, ma i desideri della signora Patton li soddisfate sempre coi soldi miei. Tutti per uno, uno per tutti. Già, ma i soldi per tutti però li caccio fuori soltanto io, giù le mani dalla lanciata. Pronto? Sì, signorina Silvia. No, mi chiamo Merigo, non Fred. Ma certo, abbiamo tutto quello che lei desidera. Sì, subito, signorina. Soldi. Soldi per che cosa? Ha fatto un'ordinazione. Beh, non c'è tutta la roba qui. No, ma quello che ha ordinato qui non c'è. Perché? Cosa ha ordinato? Fiori. Fiori. a comprare, no? Sì, compra giù le mani dalla lanciata. Comprare i fiori. Sono capaci di costare più di 1.000 lire, sai. Quella è mica una che si accontenta delle violette. Quella magari è capace anche di volere le orchidee, capaci di volere. Ai fiori ci penso io.
Cosa si fa lei qui, eh? Ah, io riconosco. Lei è quella che vestiva abiti femminili, eh? E adesso i vestiti sì. di povero, eh? Sono molto bravo io. Ah, complessi di miseria, molto No. interessante. Anche Oscar Wilde vestiva sempre di povero, sa? E chi era questo Oscar Wilde? Uno antico. E adesso prende i fiori, eh? Sì, io la notte non posso dormire se non con vede i fiori. Molto nobile. Miseria e nobiltà. Ah, la conosco, la commedia. Io sto osservando da un bel pezzo, sa lei? Sì? Ho scoperto tutto di lei. Ah, mi raccomando, però non dica niente a nessuno, sennò siamo rovinati completamente. Per carità, io sono come un confessore. Come può confidare? Da quanto tempo ha cominciato a non seguire più la retta via? Beh, da qualche giorno. Però non è stata colpa mia, sono stati gli amici che mi hanno costretto con la forza. Io non volevo. Che brutti. E lei perché non denuncia loro? No, per carità, non parliamo di denunce, altrimenti andiamo a finire tutti in galera. Sai, io quello che faccio lo faccio per denaro, per bisogno. Vergogna. E anche fiori ha presi per denaro? No, i fiori li ho presi per portarli a un mio amico che poi... Ah, quell'amico di cui mi ha parlato prima. Sì, proprio lui. Ma come fa a sapere tutte queste cose? La scienza. Sua madre le negava dei fiori. Sì, mia madre mi negava tutto, meno che le botte. Interessante. Doloroso, ma interessante. Io non voglio farle perdere tempo. Arrivederci. Senta, lei perché non fa una bella cura con me? No, io sto benissimo. Le assicuro un trattamento radicale. No, guardi, lasci stare. Fa una bella cura con me. No, lasci stare. Non vuol fare belle cure con me? No, lasci stare. Non vuol fare belle cure? No. La sede di Londra al completo? Molto bene, benissimo. E adesso andiamo a ricevere le tedesche. Wow. Ben arrivata, Hildegard. Sei puntuale come una vera tedesca. Dankeschön. Le mie collaboratrici. Ah, bene, benissimo. Welcome, E adesso andiamo a prendere le altre. Good. Silvia! Oh, Magali, ben arrivata. Brava. E voilà! Sono arrivata con mio stato maggiore. Brava, Magali, brava. Ciao! Andiamo, ragazze. Ora tutte sul campo di battaglia. Via, su. Quante meravigliose perle per il suo harem. Ben arrivate, la signora Patton ha lasciato detto che si trova lì. Molto bene, grazie. Avete sentito? Bisogna subito intervenire. Le ragazze indossino i costumi da bagno. Zona d'operazione, il lido di Mazzarò. Presto, andate. Su. Ma perché sei così allarmata? Ci hai detto che il pericolo è passato. Ha rinunciato al suo povero. Già, ma come vi ho detto, ora cerca un corridore automobilista. Chérie, mais c'est pas facile trovare un corridore automobilista come ça. Barbara sarebbe capace di trovare un corridore automobilista anche in mezzo al mare. Ma scusi, lei chi è? Ma come, non vedete? Sono un pilota. Cosa fa qui in mezzo al mare? Beh, mi allena. Ah, sì. Allora, venga con me. Vuole? Molto volentieri. Andiamo.
Ecco, che vi dicevo? Ha trovato un corridore automobilista. Osserveremo ogni sua mossa e saremo pronti a intervenire. Allora, come vi dicevo, mi spatto. Tutto a un tratto infilo il rettifilo, imbocco la curva della morte, quando la macchina scivola, patapum, da tutto per terra. Però modestamente anche voi a curve non state niente male, eh? Vita stretta, fianchi larghi, noi altri corridori purtroppo abbiamo invece soltanto la vita molto corta. Capito l'antifona, capito la battuta, Ma io non conosco ancora il suo nome. Oh, scusate, permettete, Barone Vasubio Giovinezza. Ah, che bel nome! Affascinante. Modestamente tutte le tifose, tutte le ammiratrici mi chiamano così. Quando mi vedono correre sulla pista mi chiamano e gridano: quanto è bella Giovinezza, che se infugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia. Ma lei corre molto? Oh, moltissimo, io faccio tutte le corse, Indianapolis, Monza, Le Mans, Coppa Davis. Guardate queste ferite, guardate, vedete queste cicatrici, tutte queste cose che tengo sulla faccia? Beh, ogni cicatrice è il ricordo di una corsa automobilistica. Questo è un cozzo contro una pianta, questo è l'incendio di una macchina, poi tengo pure qualche ficozza in testa per la famosa scarpata di Peyton. Peyton, la pista di sabbia. No, Peyton, un amico mio che mi ha dato una scarpata in testa perché era geloso di mestiere. Ho vinto la corsa, capito? Oh, povero caro, vieni qua vicino a me. Voi mi permettete? Sicuro. Posso prendervi la mano? Ma certo, caro. Grazie. Accidenti! Le ha preso la mano. No. Bisogna subito intervenire. Ma come? Qualcuna di voi, la più provocante, dovrà andare. A provocarlo? Certo. Chi è la più provocante di noi? Siamo tutte donne, non possiamo giudicarlo. Ecco l'uomo che se ne intende. Lo domanderemo a lui. Scusi, principe, lei quante mogli ha? 18. 18? Senza contare una dozzina di concubine e 2 amanti. Allora, principe, dica lei quale di queste ragazze le piace di più. Principe, qual è la preferita? Bene, la scelta è fatta. Allora siamo intesi. Parti, vai in missione e cerca di conquistarlo. Vai. Il motore scaldava. L'olio bolliva. Hai ragione, caro, fa molto caldo. Fa proprio caldo. Andiamo un po' nell'acqua. Sì, che io nell'acqua? Che io mica sono un corridore motonauta, io sono un corridore automobilistica. Se poi mi butto nell'acqua con questo vestito cado come un piombo, non posso. Bene, allora ci vado io. Che brava, va tu, io ti assisto qui dalla spiaggia, dal bagnasciuga. Yuhu! Che c'è? Male! Ma che è successo, signorina? Ho la mia caviglia. Male la caviglia? Vediamo un po', le fa male? Male. Qui le fa male? No. Qui le fa male? No. Qui le fa male? Ma cosa fa, seduttore? Beh, capirai. Sai, il male va preso alla base. Potrebbe trattarsi di uno stiramento muscolare. Allora il dolore parte da lì, arriva al ginocchio e va a finire in fondo alla caviglia. Ma io non posso rimanere qua, fa tanto male. La prego, mi prende in braccio? In braccio? Mi porti in albergo? In albergo? Vabbè, proviamo. Danke. Un po' pesantuccia, Danke schön. Ma cosa fa? Ho capito, le piace più quella. Ma io sono più giovane e più fresca. Sì, però io non sono mica un frescone. Capirà, se le fa male la gamba vada da un medico, da un dottore. Io non ho tempo da perdere, ho delle tasse da pagare. Capisco. Ma capisco, io capisco. La prego, si tiri indietro. Non ce la faccio, mi Ma prende in braccio. Va bene, la prendo in braccio. Oh, mamma mia! Vengo, Barbara, vengo! Ma lei che vuole? Disgraziato!
desiderate? Cognac, per favore. Francese? Francese, tedesco, non ha importanza. L'importante è che sia secco e molto asciutto. Sì, 300 lire. 300 lire. È ancora viva. Non trovo i soldi. E allora? Mi faccio una zuppa di pesce. Ma qua... Cameriere, vorrei pagare. 250. Mi scusi tante, l'ho macchiata tutta. Prego, Mi scusi, io non ho nemmeno il coraggio di guardarla in faccia. Ma non si preoccupi, anzi permette che mi presento. Buzzanca. Ah, tanto piacere, Vasotti Giovanni. Ma noi due non ci conosciamo, vero? No, non è possibile, come ci possiamo conoscere? Io sono un corridore automobilista di passaggio. Anch'io sono di passaggio, ho fuori qui la macchina e devo andare via subito. Ah, meno male. Perché meno male? No, dico meno male perché lei è un uomo d'affari, tiene la macchina, raggiunge la città e continua con i suoi affari. Commerciante, industriale. No. Mi occupo di cinema teatro. Ho capito, cinema, belle soddisfazioni. Che soddisfazioni, se lei sapesse i guai che si passano. Sì. E le tasse che si pagano. Immagino. Indovini 3 giorni fa che cosa ho dovuto pagare di tasse? 1 milione. Bravo, come ha fatto a indovinare? Beh, indovinato, l'ho intuito. Ah, È un uomo come lei, come può pagare meno di 1 milione di tasse? No, con la sua industria, ha pagato 1 milione. Dio mio, ho dovuto mandare il ragazzo di fiducia a pagare, non ho pagato io. Ah, perché lei tiene un ragazzo di fiducia? Sì, un bravo figliolo, onesto. Onesto. Illibato. Illibato. Scemo, ma onesto, è la verità. Ho capito, onesto ma scemo. Sì. Ma lei lo conosce molto bene. Sì, questo, benissimo. Si può fidare ciecamente di lui. Lo conosco lei da ragazzo. consegna 1 milione, questo le va a pagare. Non Sì, è che sì, per sì. caso magari si è preso il milione se l'è... No, non è il dico per tipo. caso, vero? No, ma lo conosco bene, non è Ma il dico tipo. un ragazzo giovane, ha preso il milione, se l'è speso. No, No, se dico, lo facevo un'ipotesi per No, carità. che ipotesi? No, diciamo per ipotesi. Ma lo conosco, non è il Sì, tipo. ma facciamo un'ipotesi, vogliamo fare questa ipotesi. Ma se la vuol fare la E faccia. allora ma facciamo questa ipotesi, lei consegna 1 milione a questa ragazza per pagare le tasse, questo Sì. è corrotto dalle cattive amicizie, ragazzo, onesto, ma scema, che fa? Prende il milione, ce lo spende tutto in villeggiatura, quando lei ritorna non ha pagato le tasse, allora lei che sorride, che è ottimista, che fa? Gli perdona, lo guarda in faccia e dice birichino, l'altra volta non parlo più, gli dà una manata sulle spalle e tutte si fermano, tanto 1 milione più, 1 milione meno. No. Lei lo perdona. No, in tal caso no. Lei lo perdona. In tal caso no. In tal caso sì, lei lo Non perdona. lo perdono. Chiaro, che vuol fare questa povera ragazza scema ma onesta? Che gli voglio fare? Che gli vuol fare? Prima lo strozzo, poi lo sfregio e poi lo ammazzo. Doppio cognac, per favore. Dann hat er mich auf den Arm genommen und plötzlich hat er mich hingeworfen. Hildegard, vieni qui. Magalì, Lucy, Barbara sta arrivando. Mi raccomando, siate disinvolte, sorridenti. Noi dobbiamo sorridere mentre lei ha intenzione di licenziarci. Questo si chiama diplomazia. Su, ragazze, allegre. Che sorpresa! Magalì! Hilde! Cara! Lucy! Tutte qui nel mio albergo. Abbiamo saputo del tuo prossimo matrimonio e non potevamo mancare. Oh, che tesori! A proposito, Silvia, Sì? ho deciso di accelerare i tempi. Voglio sposarmi questa sera prima di mezzanotte. Il pastore Isaia è d'accordo. Ah, sì, e dove? Ho avuto un'idea molto originale. Siccome Sally Rollenstein ha dichiarato che si sposerà sulla più alta vetta delle montagne rocciose, io mi sposerò sul mare. In barca? Oh no, troppo comune. Mi sposerò invece su una zattera. Tu, Silvia, prepara tutto per il matrimonio. Va bene. Ma adesso devo andarmene, vi lascio. Ho il mio caro piccolo fidanzato che mi aspetta. Ciao. Bye. Qua bisogna agire subito. Il metodo della seduzione tedesca è fallito. Lasciate fare a me. Ora entra in azione il metodo francese. Versubio? Quale sorpresa! Mi Spatton!
Io vi trovo nei posti più impensati. Non c'è niente da fare. Voi siete brillante come uno sprint e io ve la devo confessare, quando vi vedo sento il cuore che va su di giri e mi batte in testa. Oh, che simpatico. No, è simpatico, come del resto noi tutti napoletani. Venite, venite, venite ad osservare la bellezza di questo panorama. Guardate, guardate che natura. Beh, certo non è Napoli, ma insomma anche Taormina si difende, non c'è che dire. Dite la verità, voi americani queste cose non le vedete, eh? Guardate, avete questo cielo, avete questo mare. Voi in America avete soltanto grattacieli, grattacieli, grattacieli. Chissà quanti grattacieli avrete voi. Beh, non lo so. Non lo sa nemmeno, non li ha nemmeno contati, non li ha. Dimmi, sei molto contento che ci sposiamo stasera? Sì, sì, contento soprattutto per i grattacieli. No, volevo dire soprattutto per voi, perché modestamente avete fatto una bella scelta, eh? Pensate che per voi ho rinunciato perfino ad andare a Comacchio. Comacchio? Sì, a Comacchio, Comacchio. Io dovevo partecipare a Comacchio alla corsa internazionale Gran Premio delle Anguille. Cameriere, la chambre, la camera di Monsieur Pasubio. La camera di no, non c'è, è uscito. Vite. È là, là. Merci. Prego. Ma dove va quella lì? Guarda che mare, guarda che mare, l'isola bella è quella che tu vedi qui in fondo, eccoci a cuore, l'isola bella. Caro, ho una sorpresa per te. Una sorpresa? Sì, è il regalo di fidanzamento. Il regalo di fidanzamento? Oh no, non posso accettare il regalo di fidanzamento, o perlomeno qualora anche dovessi accettare, ci dovrei pensare molto a lungo. Ma vediamo un po' a titolo di curiosità, che mi hai regalato, che mi hai regalato? Uno yacht, no? No. Un grattacielo per caso? No. Una piantagione di caffè? No, caro, non te lo posso dire. È una sorpresa. Ah, sì? Chiudi gli occhi. Vieni, darling, vieni a vedere. Ecco la sorpresa. Che? E che me ne faccio di questo scatolone, scusa? Ma come, non sei un corridore? Appunto per questo, di macchine ne ho tante, una più, una meno, la stessa cosa. Ma questa te l'ho regalata io. Ah, questo è vero, scusa tanto. E c'è di più, ti ho iscritto alla Coppa di Taormina. Chi? Tu. Questa sera ci sposiamo e domani vincerai. Ah, dopo le nozze tutto è possibile, tutto è possibile. Bella, bella, slanciata, aerodinamica, coda lunga. Consuma molto, scusate. 8 litri al chilometro. Capperi, 8 litri al chilometro, e c'è pure la ruota di scorta. Ma lei non sa che le macchine da corsa non hanno ruota di scorta? Lo so, volevo soltanto sapere se lo sapevate voi. Andiamo a fare un giro. Un giro? No, non scherziamo, io non so guidare. Quanti chilometri fa all'ora, scusate? 200 all'ora. 200 all'ora? Non posso guidare una macchina che va soltanto 200 km all'ora. Io sono abituato a fare 400, 450. Ma, signore... È pericoloso per noi altri corridori andare piano. Se vuole possiamo apportare qualche modifica, qualche rettifica. Ecco, possiamo portare qualche modifica, qualche rettifica, vediamo. Abbassare la testata. Molto bene, abbassiamo la testata. Aumentare la compressione. Benissimo, aumentiamo la compressione. Ma ci vorrà molto tempo. Perfetto, ci vorrà molto tempo. Il tempo che ci vuole, ci vuole. Questo è un mestiere delicato. Basta un niente, patatrac, tutto per aria. E a olio, come andiamo? Come andiamo? Così. Madonna mia! Ma che succede? Mi sono mezzo accecato. L'olio caldo nell'occhio, mi sono mezzo accecato. Ora non posso più correre, con un occhio solo è contro il regolamento. Non è possibile. Mannaggia che iella. Fortunatamente ho la benda di Indianapolis. Indianapolis? Sì, questa è una benda storica, la famosa benda di Indianapolis. L'anno scorso stavo appunto correndo a Indianapolis, quando tutto ad un tratto dalle tribune la folla comincia a urlare. Occhio alla gomma, occhio alla gomma. Io fermo la macchina, guardo la gomma con l'occhio, scoppia la gomma proprio qui, nell'occhio. Caro, è meglio non parlare di queste cose. Ecco, brava, è meglio che non ne parliamo. Parliamo di noi due. Parliamo di noi due? Sì, ma non qui, in mezzo alla strada. Possiamo andare all'albergo. Ah. Andiamo nel tuo appartamento. Certamente avrai un cognac da offrirmi. Nel mio appartamento il cognac si spreca, ne abbiamo a damigiane, a bidoni. Prego, prego, accomodatevi, mi sfatto. E vedete, questo è il mio modesto appartamentino che ho affittato qui a Taormina. Oh, volete favorire qualche cosa? Bevete tutto quello che volete. Whisky, cognac, tutti, insomma. E noi corridori, se non beviamo, non vinciamo. Prego, prego. Dopo. Qual è la tua camera? Beh, queste sono tutte camere mie. Questa è la camera per la siesta, questa è per la settima, questa è la camera particolare, chambre particulière. Alt, non si può passare. Come sarebbe dire non si può passare? No, perché non si perché può devo passare? finire di spolverare. E Ma poi... che spolverare? Spolvererete dopo, No, andate. no, non si può perché, sa... Beh, ma che sono queste confidenze davanti a una signora? Andate via, andate. Scusate tanto, prego, accomodatevi.
Ecco, questa è la mia modesta cameretta. Ah, com'è carino. E quello è un piccolo teatrino. L'avete detto, un teatrino. Un teatrino dove si possono recitare delle meravigliose scene d'amore. Anzi, se permettete, vado di là e vi prendo un cognacchino, così creiamo una bella cosa mi atmosfera. importa del cognacchino? Tu puoi farmi ubriacare anche senza alcol. Avevo detto io che non c'era bisogno del cognac. Mi ha fatto spendere tutti quei quattrini. Oh, che dici? Subito! Chi è? Come che sono? Sei stato tu a darmi appuntamento qui? Appuntamento? Guarda lì. Questo è il mio fidanzato. Oh no! Oh, scusami, Barbara, ma è bene che tu apra gli occhi, perché quest'uomo è un mostro. Mostro io? Un bigamo. Bigamo? Ma perché mi tratti così? Giuravi di amarmi. Lo sai che non posso stare senza te. Scusate, Lasciami, prego, Chérie. Andatevene. Scusate, perdonate. Non ve ne andate, vi prego, non ve ne andate. Io non ne sapevo nulla, è stato tutto un equivoco, un qui pro quo. M'ha cacciato. In quanto a te, moscerino... Ma che moscerino? Io volevo dirtelo che era proibito, era pericoloso passare. Ma allora perché non E me l'hai c'era detto? una donna nella stanza. Ma perché non hai parlato? Ma non mi hai lasciato parlare. Sta zitto. Io ho fatto anche... Andate pure, cameriere. Scusate, signorino. Ma dico, che mi avete combinato? Entrate nella stanza di un uomo, che imprudenza, che audacia. Che vi è capitato? Forse il classico colpo di fulmine per me, eh? Ma allora scusate, perché vi siete rivestita? Stavate tanto bene, spogliata, che linea. Quasi quasi mi piacete più di Miss Patton. Oui, mon chouchou, ma c'è una difficoltà. Ah sì, e quale? Sei tu che non mi piaci. Come non vi piace? E allora tutta quella manfrina che avete fatto nella stanza, mi avete pure baciato. Mais oui, je n'aime pas les hommes avec les moustaches. Le moustache? Non vi piacciono le moustache? E beh, io vi faccio una piccola sorpresa. Voltatevi di là. Pelo, me li tolgo questi baffi che mi danno tanto fastidio. Voilà, regardez, Così, vi piace? No. Neppure, perché, scusate? Perché quando io sto con un uomo voglio che mi guardi languidamente negli occhi. Ah, sì? E tu, Chérie, puoi farlo solo per metà. No, io posso farlo tutto intero. Un altro piccolo trucco, rivoltati di là, voilà. Come va così? Ti piace? Non ancora. E perché? Si può sapere, quando sei difficile? Quei capelli così tirati, pieni di brillantini. Ma come te lo devo dire che è tutto un trucco? Questa è un'imitazione, una trasformazione. I miei capelli sono molto più belli, molto più folti. Guarda quanti capelli che tengo, guarda quanti capelli che tengo. Guarda, finalmente va bene così. No. Quanto sei difficile, figlia mia. Ecco, l'accento napoletano. L'accento napoletano. L'accento napoletano. Meno male. A chi lo dici? A chi lo dici? È più di mezz'ora che io devo parlare con questo dialetto che non so parlare così. Perché io non sono napoletano, io sono di Comacchio. E io sono padano, capisci? Altra roba. Anzi, se vuoi possiamo riprendere il ragionamento di prima con un altro accento. No, chérie. Ma perché? Au revoir. E a quando? A mai. A mai? Perché a mai? Scusi, perché a mai? Povero Pasubio. Ma che Pasubio? Caporetto. Molti bene. Beh, che c'è? Adesso abbraccia anche camerieri, Io? La prossima volta chi abbraccia? Bersaglieri. Che roba. Mi spiace, Barbara. È stata una delusione molto forte, vero? Sì. Spero che questo ti abbia convinta a cambiare idea. Non ti sposerai più, immagino. Io? Certo che mi sposerò. Che altro potrei fare di divertente? Ah, e abbandonerai la tua attività? Ma certo, cara, te l'ho già detto. Sì, come vuoi. Ne riparleremo domani, quando sarai più riposata. Buonanotte, Barbara. Buonanotte.
Pasubio, io non me la sento. Eh no, tu te la devi sentire, niente defezioni, non cominciamo, eh? Tutti per uno per tutti. A me queste buffonate non piacciono. Ah sì? E neanche a me piace andare a finire in galera. Poi mi vieni a trovare tu la domenica attraverso le finestrelle. Ma lo sai che se non restituisco i quattrini mi becco dai 15 ai 20 anni? 30. Beh, non esageriamo, dai 15 ai 20. 30. No, 30 sono un po' troppi, dai. 30.000 per l'orchestra. Ah, troppi anche quelli. È possibile, ma dico, quando finiti di domandarmi i soldi? Ecco qua, 1, 2, 3. Barbara non mi sembra un tipo sentimentale, comunque. Ma no, le donne si conquistano tutte con una canzone d'amore. La giornata di oggi, grazie a Magalì, si è conclusa con una nostra strepitosa vittoria. Barbara ha avuto una lezione che ricorderà per molto tempo. Non dire 4 se non ce l'hai nel sacco, carissima. Poco fa mi ha detto che è rimasta della stessa idea. Cerca ancora marito. Che stupida. Non hai capito che gli uomini sono tutti dei mascalzoni. Traditori. Bugiardi. Meravigliose labbra. Brividi di romanticismo. Cos'è questa musica? Meraviglioso incontro dei nostri due cuori. Sento nell'ansia che assale il respiro che le tue labbra non sanno mentire. Tra mille le distinguo, tu baci come me, meravigliose labbra. Tu dici che sono privi di romanticismo? Silvia, quel ragazzo sta cantando sotto le finestre di Barbara. Bisogna fare qualcosa. Basta, qualcuna di voi scende in giardino a Questa distrarsi. volta mi sacrifico io. Vai, Lucy, presto. Lo chiama il sacrificio. È pericoloso. Barbara è sensibile alle canzoni d'amore. Sento nell'ansia che assale il respiro che le tue labbra non sanno mentire, fragili le distinguo. Ecco, sta uscendo. Ma chi è? Chi vuoi che sia? Barbara, no? Andiamo ad aspettarlo in camera. Buona idea. Meravigliose labbra, meraviglioso amore. Come canti bene. Beh, mi arrangio. Ma tu hai una voce meravigliosa. Tutti gli italiani cantano bene, ma la tua è la migliore. Non esageriamo. Sì, è così. Penso, me ne stavo sola nella mia cameretta e ho sentito il desiderio di scendere, di conoscerti. Thank you, darling. Ma guarda, io ti vorrei spiegare. Non parlare. Allora canto. No, per carità. Ma come, non ti piace più la mia voce? Sì, tanto, ma potresti disturbare, svegliare qualcuno. Andiamo. Mi piacerebbe tanto passeggiare lungo il mare con te. Oddio, i miei soldi, dove sono? No, Dove calma, sono? calma. Ah, sei tu? Bravo, sei tornato. Racconta, com'è andato, com'è andato? Ah, beh, abbastanza bene. Ma come abbastanza? Sei stato fuori tutta la notte e l'avrei compromesso. Ma come ti permetti? È una ragazza per bene. Ma dai, una ragazza per bene quella. Allora vi amate? Beh, amate. Ah, quando le nozze? Mi sembra ancora un po' prematuro, non se ne è ancora parlato. Io sono stanco e buon riposo. No, che buon riposo. Come non se n'è ancora parlato? No, qui bisogna parlarne. Bisogna stringere, altro che appunto. storie. Io tiro fuori dalla grana, tiro fuori. Ha detto di volermi presentare sua madre. Sua madre? Ma se sua madre è morta? Queste americane sono così strane. Ma, sua madre è in Inghilterra. In Inghilterra? La madre di chi, scusa? La madre di Lucy. Lucy? E chi è questa Lucy? La ragazza di stanotte. Ma Lucy? come, non era Barbara? No. Buon riposo. Cosa? Tu dovevi andare con la Barbara e io invece con la Lucy? Come? Noi stiamo finanziando un'impresa e questo qui va con la Lucy invece di andare con la Barbara? Ma io ti spacco la faccia, sai, ti spacco. Tu finisci la tua carriera di tenore, te lo dico io.
Ma come, devi andare con la Barbara e poi invece va con la Lupi? Io devo pagare le tasse, devo pagare. Io ti pago la faccia, fai. Io ti pago la faccia, ti pago la faccia, fai. No, basta! Io ti pago Basta! la faccia. Se non ci sono io, non sono la quinta colonna, a che cosa servo? Per riferire, riportare, conferire, osservare, spiare e portare la colazione. Buongiorno, Viola Ciocco. Viola Ciocco, il fiore del mattino. Oh, scusa, reggimi questo, Fred. No, cioè, Americo. E cosa fa di bello la signora Patton? La signora Patton dorme, invece io qui devo preparare valigie, bauli. Ah, che idea di partire proprio stamattina. Stamattina? Questa mattina? Oh, ma allora ti dispiace che io vada via? Mi hai nascosto il tuo grande affetto, mio piccolo, non ti scordar di me, eh? E anche Fred mi era tanto affezionato, sai? Silvia, che succede? Niente, cara. Ora vai e portami un'altra colazione. E ricordati di venirmi a salutare all'aeroporto, mi raccomando. Addio miliardi. Addio villeggiatura. E addio giovinezza. Quella va a San Francisco e io vado a San Vittore. Barbara! Eva, come sei bella, come tu stai bene, di dove vieni? Dritta da New York. Ah, allora hai certamente notizie fresche di Sally Rollenstein. Che cosa fa? È ancora fidanzata con quel corridore motociclista? Quel corridore motociclista? No. Dunque, si è fidanzata prima con un palombaro, poi con un torero. E poi alla fine si è decisa. Per il torero? Oh no, tu non conosci Sally, no? All'ultimo momento si è accorta e di aver avuto sempre tra i piedi un uomo veramente affascinante. Il suo manager, Phil Golden, quella gente teatrale di Broadway. Oh, ma che cosa interessante, fidanzarsi con un manager. Manager? Ma di matrimonio ne parla? Sì, come no, mi ha detto. Voglio fare crepare d'invidia quella principiante di Barbara. Mi sposerò prima di lei, sabato sera, in cima a una montagna rocciosa. Sabato sera? Ma domani? Ah, finalmente. Sembri contenta. Certo, cara, così non penserai più a questo maledetto matrimonio. Da domani torneremo al lavoro, alle nostre care vecchie creme di bellezza Patton. Il servizio telefonico in questo albergo fa schifo. Garçon, è un'ora che ho chiesto la comunicazione con Hollywood. Ho bisogno di parlare con Marlon Brando e Gregory Peck. Arthur Miller è in linea, Arthur Miller. Ho bisogno della Marilyn Monroe per un grande spettacolo che devo allestire a Las Vegas. Ma chi è questo signore? Il signore Nick Balmora, manager. Caro direttore, questo albergo non va. Ma sei il miglior albergo della Sicilia? Sì, ma è un mortorio, un nightclub con un'orchestra di 4 elementi e 2 ballerini. Per fortuna c'è qui Nick Balmora. Avevo intenzione di allestire questa sera un grande spettacolo con numeri internazionali che avrei voluto dedicare interamente a lei, cara signora Barbara Patton. Ma sono desolato, vedo che lei parte. Posso dimandare. Questo spettacolo mi interessa. Ah, sì? Mi interessa molto. Lei può veramente far venire qualsiasi attore di ogni parte del mondo? Ma certamente. Per esempio Marlon Brando? Come no? Marlon Brando l'ho presentato io all'Actor Studio. Lo posso far venire quando voglio. Laurence Olivier? Maurice Chevalier? Maurice Chevalier? L'ho presentato io a Miss Stinghetti. Vecchi amici. Allora sarei felice se questa sera invitasse per me Marlene Dietrich. È un'attrice che ammiro molto. Avrà la sua Marlene. Ma come, non parti più? No, sa che ti dico? Quella smorfiosa di Sally voleva battermi sul tempo. Ebbene, parole di Patton. Entro domani io mi sposo, prima di lei. Facchini? Allora parto io. Ma dove vai? Non posso perdermi la faccia di Sally quando saprà la notizia. La raggiungerò anche sulle montagne rocciose. March! Facchini? Sarà una cosa molto divertente. Vieni! C'est magnifique! Et là-bas, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, il faut nager. Dîner. Mademoiselle? Oui. Il faut rentrer, vite.
What happened? What's wrong? Un momento, stanno arrivando le altre. Sì, certo. Che è successo? Ma che che c'è? è Finito? C'è ancora un pericoloso contrattempo, ragazzi. Stasera donata al Night del San Domenico. E Barbara ha conosciuto un manager che farà arrivare Marlene Dietrich. Oh! Molto bene, grazie, può andare. Perché un solo bicchiere? Perché Ezechiele dissi, fratello, l'incontinenza è il peggiore dei vizi. Bibbia, libro dei Salmi, versetto 202. Ma che fanno le nostre ragazze? Ridono, bevono, si divertono? Hanno perso di vista il nostro obiettivo? Ma lasciale divertire, sono giovani. E poi sembra che il manager non faccia progressi. Vado a controllare. Ma allora il vostro numero sensazionale? Non resterà delusa, ancora qualche istante, torno subito. Davvero vuoi sposarmi? Certo. Qui ci sono tante altre donne belle e soprattutto tanto ricche. Ma che mi importa delle altre donne? Io vedo solo te. Ecco, Barbara, è arrivato il momento sensazionale. Signore e signori, ecco a voi un numero offerto da Nick Balmora, la divina e intramontabile Marlene. Volkswagen, über alles, die Kartoffeln, Guts. Wiedersehen, Million, auf Wiedersehen. Gute Nacht, mein Fräulein, General Berlin. Achtung, kaputt. Dankeschön. Non è possibile. Ich euch, faccia, Marlene, faten remengen, et cerken Million. State calmen, Joachim, du bist ein Schwein. Achtung, gut. Vieni questo momento. Basta, maestà, cosa volete da me? Divino Marlene, il mio signore vuole che lei diventi la perla più bella del suo harem. Per carità, sono troppo vecchia per lui. Sono nonna. L'amore non ha età, il mio signore vuole portarla con sé alla Mecca. Ringrazio, signore, ma dica che alla Mecca ci vada lui. Questa volta ci ha aiutati la provvidenza. Che vergogna, bisognerebbe chiamare la polizia. Io chiamo la polizia. La polizia, si calmi, si calmi. Lei voleva uno spettacolo? Lo avrà, un numero sensazionale. Che c'è? Adesso canti. Ma che succede? Canta, canta, canta o siamo rovinati. Badum-do, 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 da do do da do da do da da badum-do, badum-do, badum-da, badum-da. Non baciare più nessuno, perché un bacio hai dato a me. Mi hai detto sottovoce come in un sospiro, voglio bene solo a te, non amerò che te. Non baciare più nessuno, perché un bacio hai dato a me.
ogni bacio è un giuramento fatto in nome dell'amore, perciò per favor non baciare più nessuno, altrimenti non sarebbe vero amore. Divino Marlene, mio signore vuole... Quello è il soggetto che io stavo osservando da vari giorni. La mia diagnosi era esatta. Baciare più nessuno, perché un bacio hai dato a me. Ogni bacio è un giuramento fatto in nome dell'amore, perciò per favor non baciare più nessuno, altrimenti non sarebbe vero amore, altrimenti non sarebbe. Ci risiamo? Secondo me si sta innamorando del cantante. No, Giorgio è innamorato di me. Di te? Speriamo. Altrimenti non sarebbe vero amore. Sei molto gentile. Lucy, ma tu lo conosci? Sì. Presentamelo, ti prego. Giorgio Binotti. Piacere. Felice. Felicissima. Io sono Barbara Patton. Già conosco la sua voce. Questa volta credo di non sbagliarmi. Sento di essermi innamorata. Ma io non... Non parlare. Per ragioni che non posso spiegarti, devo sposarmi entro domani. Vuoi diventare mio marito? Ma signora, io le devo confessare una cosa. Lei mi deve scusare, ma vede... Io e Lucy... Ma... Disgraziato delinquente, quali erano i nostri patti? Tutti per uno per E allora questo che cosa fa? Io vado in galera, lo so, io vado in galera. Ma non ci vado per appropriazione indebita, ci vado per omicidio premeditato. Ma che ci posso fare se voglio bene a Lucy? Lucy? Questo è il coraggio di nominare ancora Lucy nella situazione in cui ci troviamo, capisci? Barbara, ti devi sposare. Barbara, se no in galera ci andiamo tutti, ci andiamo. E quando siamo in galera che cosa facciamo? Aspettiamo che venga la Lucy, aspettiamo. Cretino, aspettiamo che venga Lucy, imbecille. Cosa aspettiamo? Scusa, ma Barbara ti devi sposare. Tanto poi dopo divorzi. Divorzi e ti sposi la tua Lucy, non mi sembra? Su, via. Sii buono, scusa. Sii buono, ti prego. Sposala, su. Sì. Va bene, ci sto. Oh, meno male. L'ho sempre detto che questo qui è bravo. Vai. Barbara, sei impazzita? Oh. Prego. E va bene, Barbara. Farò come vuoi. Sarò tuo marito. Porco, gli dica uno che ci mi chiede. Silvia, annuncia il mio matrimonio per domani. Vi annuncio il fidanzamento di Barbara Patton con il signor Giorgio Binotti. Le nozze si celebreranno domani a mezzogiorno sullo Zaterone, sì. E naturalmente siete tutti invitati. Oh, prego. Buongiorno. Passato bene la notte? Chissà come l'ha passata Giorgio. Vogliamo svegliare lo sposino? Ma pianino, eh? Delicatezza ci vuole. Non c'è più. Le
sparito. È andato via un'altra volta quel disgraziato. Ma quello vuole farmi finire al manicomio. Bisogna cercarlo. Immediatamente, frughiamo tutto l'albergo, ma troviamolo. Ma siamo semi... Ma cosa te ne importa? Vestiti, muoviti. E va bene, io ti slego il bavaglio, ma tu non strillare, eh? Senti, quanto deve durare ancora questo scherzo? Fino a mezzanotte. Ma io mi devo sposare. Appunto. Ah, ma allora sei gelosa. Hai fatto di tutto per impedire il mio matrimonio. Non farti illusioni. Non l'ho fatto per te, ma per me e per le mie amiche. Oh, quelle scatenate, dove sono? Al matrimonio. Il fidanzato non è qui? Stai tranquilla, Barbara, arriverà subito. Ma quando? Subito, Subito, tesoro. arriva Adesso. subito. Presto, ragazzi, cerchiamolo in ogni stanza. Aprite tutte le porte. Tu vedi là, io vado su, voi state giù. Giorgio! Giorgio! Ancora lei? Chi è? Ma gliel'ho già detto, Giorgio è quel mio amico che se n'è scappato via per andare con Luffy. Capisci? Dopo tutto quello che ha fatto per lui, mi ha abbandonato. Abbandonato? E tu ti fai abbandonare da amici? Ma allora hai proprio bisogno di una buona cura. Ma no, io non ho bisogno di nessuna cura, io devo trovare Giorgio, perché poi Balmora... Balmora è una bella ragazza, spero. Ma no, Balmora è l'altro. L'altro? Lei, lui e l'altro, triangolo classico, 3. No, 4. C'è anche Merigo, il piccolo. Piccolo? Bambino? Sì. Piccolo bambino? Avete avuto un Ma bambino? no, Caso interessantissimo per Insomma, io devo trovare Giorgio. Io ti trovo Giorgio. Ma dove lo trova? Sì, ti porto Giorgio. Ma Giorgio è scappato. Ma no, Giorgio è mio carissimo amico. Ah, sì? Tu siede momenti gli perdi Giorgio. E dov'è? Nella casa Pazza? Sì, abbiamo fatto il scherzo. Ma questo non è Giorgio, lo riconosco. Questi camici di Giorgio. Tu infili i camici e Giorgio viene. In fila? No, non così. Questi si infila di davanti. Ma la camicia si infila dall'altra Ma parte. questa si infila di davanti. Ah, allora è un grembiulino. E chiamalo grembiulino. Un po' ruvido come grembiulino. Ah, non però. importa, questa è stoffa moderna. E poi le maniche sono un po' troppo lunghe. Sì? Sarà meglio Guardi, toglierlo, allora si eh? ripiega, c'è tutto il sistema. Ma poi cos'è questo aggeggino che c'è Adesso qui? ti faccio vedere cosa serve. Questi metti qui. Lei trova che sia molto comoda Io questa trovo roba? comodissimo, tutti usano. Metti così. Ma Io tiro sarà- e diventa camici di pasta. Ti sei voluta disturbare? Beh, mica potevo farti morire di fame. E poi te lo meriti, perché in fondo non hai chiamato aiuto. Allora mi hai perdonato. Ti sei accorta Mi che sono io... accorta che sei un bugiardo. Ma no, guarda... Cacciatore di dote. Senti una cosa. Un uomo senza cuore. Io vorrei spiegarti tutto. Quello che mi ha ferito di più è stato il tuo comportamento di ieri sera. Credevo che la tua canzone fosse dedicata a me. Ah, sì? Invece cantavi per quell'antipatico. Ma no, ti assicuro che cantavo solo per te. Vorrei poterti credere. Senti, se mi perdoni ti prometto che d'ora in avanti farò tutto quello che vuoi. Non c'è nemmeno qui. Dove si sarà cacciato? Non c'è. Il tuo sguardo, quel sorriso. Ma questa è la voce di Giorgio. La tua voce. Ma che c'è? Che c'è qui sotto? La cantina. Da arrossire, m'hanno fatto innamorare. Sei nata per essere adorata, solo da me. Sei nata per essere baciata solo da me. T'ho sognata, cercata ed or che t'ho trovata, trasformata, cambiata e tutta la mia vuota vita sei nata per essere adorata da me. Tu sei nata per essere sposata da me. Oh, povero caro, ti sei raffreddato. Ma certo, tu sei in pigiama e questa cantina è così umida. Adesso vado a cambiarmi e ti prendo una coperta. Grazie.
Ma torno subito, ti prego. Ah, brutto traditore. Ma che colpa ne ho io? Ehi, ma cosa fate? Lasciatemi stare! Lucy! Sciolgo. Se non vai a sposarti, per colpa tua, Pasubio va a finire in galera. Io finirò peggio. E poi non mi posso mica sposare in pigiama. Meglio, così sei già pronto per la prima notte. Non scherziamo. Wieczni praja, wieczni pieśnia, wieczni praja, Cosa pensi tu di mia terapia musicale? Io penso sempre a Giorgio. Ehi, Tacchi! Tacchi! Ferma, ferma! Ferma! Tacchi! Ehi! Ehi! Scusate, sapete se c'è in albergo il signor Pasubio Giovinezza? Sì, perché? Ho eseguito la modifica che mi ha richiesto e ora questa macchina può fare i 300 all'ora. Bene, benissimo. Allora, guardi, la macchina la può consegnare senz'altro a noi, sa? Siamo molto... Come fa a partire? Con una spinta, no? così? No, con una spinta di dietro, una così, spinta di guardi. dietro. Tutti per uno per tutti. Si è finito. No, no, no! Lasciami! No! Va piano, eh? Where is George? È andato a sposarsi. Attenzione, partenza finalisti, 3 giri del circuito. Attenzione. Allora pronti? 1, 2, 3, via! Ma io non so guidare! Pensi 33? Pensi 33? Non pensi 32, pensi 33. Dica 33. Giorgio. Siamo al secondo giro della competizione finale. Un bolide rosso ha sorpassato tutti gli altri concorrenti. Affronta la curva con sprezzo del pericolo. Ma chi è quel pazzo? Pasubio Giovinezza. Ma perché corri tanto? Ma mica sono io! È la macchina che corre! Dormi. Perché non dormi? Perché penso a Giorgio. È un fenomeno, ogni giro ridoppia 2 volte. Fermati quando finisce la benzina! Questa è la prima volta che mi succede. Calma, sorella. La pazienza è la virtù dei Ma forti. io non posso sopportare questa umiliazione. Sorella, la pazienza è anche la virtù delle donne. Pastore, lei le conosce bene le donne? Ma che cosa fa? La corsa è finita e lui continua. Vorrà battere il record delle 24 ore di Le Mans. Oh, scusi, buon uomo. Mi vuol sciogliere, per favore? Pazzo che sei! Pazzo! Mi vuol sciogliere?
scusate, quello lì mi ha preso per matto, ma io non sono mica matto. Mi volete sciogliere, per favore? Sì. Che cos'è questa? È una camicia di forza. Camisa di forza? Allora corre, che pazzo! No, che pazzo! Ehi! È quasi mezzanotte, il matrimonio non avverrà. Che Barbara non è certo il tipo di sposarsi dopo Sally Rollenstein. È la fine. Ma non è... Pasubio è scomparso, Merigo disperso. E Giorgio chissà poi perché non sarà venuto. Beh, credo di saperlo. Lo avrà fatto per me? Sono sconfitta. E per la prima volta nella mia vita. E Geremia disse, se tuo fratello, tua sorella è in difficoltà, tendi la tua mano. Sorella, io non sono sposato. Chiamami Barbara. E tu chiamami Isaia. Musica, prego! Lo ha fatto certo per me. Un momento, attenzione tutti. Non sarà mai detto che un matrimonio organizzato da Barbara Patton finisca nel nulla. Ora vi annuncio il mio matrimonio con il pastore protestante Isaia O'Connor. Magali, fai qualche cosa. Su, bisogna fare qualcosa. Evviva gli sposi! Sei diventata pazza? Esci tu, fatti come me! Evviva gli sposi! Dovete pisciare di affare questa data. Evviva gli sposi! Auguri! Vi prego, brava gente, vi prego, aiutatemi. Io devo arrivare al mare prima che la sposa si sposi. La sposa, sì, Barbara Patton, lo conoscete? La miliardaria americana. Doveva sposarsi con me, doveva sposarsi. E invece non si sposa più con me, non si sposa. E pensare che io per sposarla ho fatto il mendicante, il corridore automobilista. Ho fatto perfino Marlene Dietrich, ho fatto per lei. Scioglietemi. La colpa non è mica mia, è stato il dottore che dice che io devo avere un figlio. Il dottore. E intanto Giorgio che cosa fa? Invece di sposarsi Barbara, la miliardaria americana, ma con Lucy. Con Lucy, capito? Con Lucy. Pronto? Un momento. Lucy. Vuoi tu, Barbara Patton, prendere come tuo legittimo sposo il qui presente O'Connor Isaia, che poi sarei io? Oh, come originale tutto ciò, ma certo che voglio sposarti. Voglio io, Isaia O'Connor, sposare la qui presente Barbara Patton? Oh, certo che voglio. Allora ci dichiariamo marito e moglie. Dammi un bacio. Ma che è successo? È svenuto. Che hai fatto? Ma che ti hanno fatto? Ti hanno messo la camicia di forza? La camicia di forza, sì. Scioglimi, per favore. Scioglimi. Scioglimi. E no, chérie. No, perché? Perché mi piaci così. Ora posso baciarti senza che tu te ne approfitti. Ma tu mi fai spaccare tutto. Anche le camicie di forza. Sai fare. No, è inutile, non combini niente, lascia fare a me. Hai visto? Ma sono loro!
No, Barbara ha lasciato le industrie Patton. Ma le ha lasciato a noi. Che strano. Ma non sai che tu mi ricordi un tulipano? Beh, ora Caso ti ti piace, chiami no? Fred. Senza bende, senza baffi, senza cicatrici. Mi piaci tanto. E allora facciamoci. Ma insomma, cosa vuole lei? Voleva congratularmi. Vede che mia cura ha dato ottimi risultati. Ah, bella sagoma lei. A lei ti piace donna, eh? Arrivederci. Au revoir. E adesso aspettiamo. Aspettiamo. Ma tu avrai la forza di aspettare 15 anni? Di fidanzamento? No, di galera. Ehi! Ehi là! Ciao! Tutto sistemato, Abbiamo vinto il premio Taormina per il giro più veloce. Questa macchina più 2 milioni! 2 milioni? 2 milioni! Senti, allora guarda, il milione da restituire tu ce l'hai. Con l'altro milione io avrei no, un'idea. Ho letto un articolo sul giornale che la famosa miliardaria sudamericana Paquita Garcia è sbarcata a Capri. Dunque, io avrei un'idea. Io prendo il milione. No, tu prendi le valigie. Ci vediamo a Roma. Addio.